Stop alla liberalizzazione selvaggia degli orari dei negozi prevista dal decreto del governo. Da Limena ribadiscono la loro opposizione i comuni padovani, la provincia e la regione, pronta a fare quadrato con le altre regioni italiane. Questo decreto e questa legge, insomma, cosiddetta Salva Italia, in qualche modo entra non solo qui, anche in moltissime altre competenze che sono delle regioni. E quindi una falla poi da piccola potrebbe diventare molto più grande. Io credo che oggi debba prevalere comunque negli amministratori pubblici la prudenza, nel senso di non esporre le pubbliche amministrazioni attraverso magari ordinanze che possono essere impugnate anche alla richiesta di danni eccetera. In 2 anni a Padova rischiano di abbassare le saracinesche 800 negozi, quelli di quartiere. Con una perdita di servizio notevole per la cittadinanza. Se lo scopo del governo era incrementare i consumi in tema di commercio, ma io ritengo che non è questa la strada, non è facendo aprire tutte le domeniche dell'anno che tu stimoli e incentivi i consumi. Ma preoccupano anche i pubblici esercizi, non più obbligati al rispetto delle regole imposte dai comuni. La regolamentazione degli orari su questo settore in particolare è fondamentale per noi comuni. Oggi non siamo in grado di avere una normativa certa e per cui stiamo operando ancora con le ordinanze vecchie, ma probabilmente stiamo commettendo un abuso.